saluto il nostro nunzio apostolico. Lo chiamo nostro perché io lo sento molto vicino. Il nostro nunzio apostolico, arcivescovo Silvano Maria Tomasi, ed è un onore per noi, penso che i presidenti si associeranno con me, è un onore averlo fra di noi. Non è facile, però ha fatto uno sforzo in ritardo, ma è uno sforzo comunque non è. Prima è uno strappo al protocollo, perché normalmente il nostro console generale deve parlare l'ultimo, dopo di lui non parla più nessuno. Quindi do la parola al nunzio apostolico. Bene, io sono contento di essere qui. L'onorevole Farina ha parlato dell'emigrazione in Francia, in Svizzera. Io ho fatto molti anni con gli emigrati italiani a New York e vi posso assicurare che il senso di laboriosità, il senso di responsabilità, la famiglia che gli italiani hanno portato un po' dappertutto, e voi pensate che ci sono quasi più italiani delle ultime 3-4 generazioni in giro per il mondo che in Italia. Voi pensate agli italiani in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Europa, in Brasile, in Venezuela, in Argentina. Abbiamo circa 60 milioni di oriundi italiani. Allora qui a Ginevra il contributo della comunità italiana è di vecchia data, sono più di 100 anni che la comunità italiana ha cominciato a contribuire al lavoro, soprattutto con il lavoro, però poi i figli si sono diventati professionisti, si sono allargati dentro la società svizzera, in maniera che veramente la fatica della prima generazione ha portato frutto al di là delle aspettative. E io mi auguro che questa creatività che la comunità italiana ha portato un po' in tutto il mondo continui anche qui in Svizzera attraverso i più giovani, e i valori che costruiscono la società, i valori dell'umanesimo italiano, il senso della persona, della famiglia, il senso del lavoro, possano continuare in modo da rendere dappertutto dove ci troviamo una qualità di vita e un tipo di società che veramente portano il meglio delle origini italiane e allo stesso tempo assorbono e possono dialogare con la comunità che trovano. Quindi faccio anch'io tanti auguri a Carmelo, che continui a spendersi con lo stesso entusiasmo che nel passato, a tutte le associazioni italiane e a tutti noi che siamo qua, perché nel nostro rispettivo campo di lavoro, io sono rappresentante delle Nazioni Unite, che Ginevra è anche uno dei grandi centri mondiali internazionali, possiamo tutti dare il nostro contributo ed essere veramente una forza viva e creatrice. Quindi auguri e grazie a voi. Prima di passare la parola al console generale, dottore Bertozzi, volevo giusto ricordare che il 16 novembre il dottor Dino Grasso, che è qua presente, farà una conferenza sui problemi della vista, 16 novembre, giusto? 16 novembre. Passo la parola al dottor Andrea Bertozzi. Buonasera a tutti. Io credo che Carmelo Vaccaro mi dà, come dire, il compito più semplice, che è quello di chiudere. Dopo aver sentito queste parole da parte del Farina, del Nunzio, io stesso, io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti. Come vedete non ho un discorso preparato, quindi a memoria non potrei elencare tutti quanti,
però un ringraziamento particolare alla Ville de Genève per l'aiuto, per l'appoggio, l'iniziativa, a Bruno Berbiul di Sud de France che con noi, spero anch'io, se mi lasciate il tempo, di andare a trovare la comunità francese in qualche occasione, i colleghi che sono venuti dalla rappresentanza, e ovviamente il Nunzio, i presidenti. Dulcis in fundo, due parole per Carmelo Vaccaro, protagonista di questa riunione, se vogliamo. A nemmeno 2 giorni dall'arrivo della notizia della mia nomina a console generale a Ginevra, Carmelo Vaccaro mi chiamava già sul telefono semi-privato e mi chiedeva un'intervista. Questo ovviamente è segno di un grande entusiasmo, di una grande voglia, di un grande attivismo, di un grande dinamismo. Io vedo riflesso in questa riunione e nelle tante persone, adesso non so quante ce ne sono fuori, ma nelle tante persone che sono qui, che sono anche un simbolo di affetto e di rispetto. Con i presidenti ci siamo conosciuti, ci conosceremo piano piano, nei loro eventi. Quello che io, l'ultima cosa che vorrei dire ovviamente è la collaborazione tra istituzioni, associazioni, collettività. Le istituzioni che io rappresento in questo momento come consolato sono a vostra disposizione, non sempre ce la facciamo, questo non lo posso negare, nel senso che abbiamo un carico di lavoro enorme. Quello che vi posso assicurare è che ce la mettiamo tutti. La Ville de Genève, grazie, merci e grazie a Carmelo Vaccaro. Potete degustare le prelibatezze che hanno fatto Maddalena Fronta e le Lucia, quelle che vi ho citato prima, fuori o qua. Uscitelo.